Ecco l'auto come si è presentata ai vigili del fuoco nell'immediatezza della tragedia, completamente sventrata nella parte anteriore e letteralmente accartocciata su se stessa lungo tutta la fiancata destra. Tragedia questa mattina poco dopo l'alba a Mestre, in via della Libertà, poco prima del sovrappasso pedonale, quando alle 5 del mattino la Clio, con a bordo 3 ragazzi e una ragazza, tutti di Mestre Centro, al rientro da una festa nei pressi del Vega a Marghera, si è schiantata violentemente contro il muretto della carreggiata, carambolando più volte su se stessa. Schianto che non ha lasciato scampo a Riccardo Pastrello, 25 anni, morto sul colpo. Era seduto accanto all'autista. Estratto dapprima vivo dalle lamiere, non ce l'ha fatta, aspirando poco dopo in ospedale il secondo passeggero, Tobia De Ecker, 25 anni, seduto dietro sempre sul lato destro e accanto alla sua fidanzata. Quest'ultima è ricoverata in ospedale all'Angelo con l'autista, entrambi 24enni che, sebbene feriti, non sarebbero in pericolo di vita. Tra le cause dell'incidente pare l'alta velocità, con l'autista che sarebbe risultato positivo all'alcol test, ipotesi per la quale potrebbe risultare in stato di fermo perché indagato per il reato di omicidio stradale plurimo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto.